Ben ritrovati con noi qui su Radio.0, pronti a parlare di appuntamenti, pronti a entrare anche nel mondo dell'Accademia di Belle Arti di Udine e Tiepolo. Io sono insieme al direttore Fausto De Ganutti, a cui do intanto il benvenuto. Grazie, benvenuti a voi. Voi vi stiete preparando a un appuntamento speciale che è quello degli Open Day per presentare proprio la vostra accademia, ma iniziamo proprio raccontando un po' di storia e tutto quello che si può fare qui in questo mondo, all'interno della struttura di Udine. Beh, innanzitutto dobbiamo dire, come l'abbiamo già fatto in precedenza, che questa è l'unica Accademia di Belle Arti del Friuli Venezia Giulia ed è un'accademia privata nata 8 anni fa sulla spinta di alcuni imprenditori illuminati perché hanno avuto il coraggio di investire su questo ramo della cultura ed è stata una mossa vincente, in quanto siamo partiti con 50 allievi nel corso di graphic design. Oggi come oggi nei 3 corsi di graphic design, architettura di interni e il corso di pittura, con i corsi brevi e anche con il corso di tatuaggio abbiamo circa 800 allievi, tutto questo in 7 anni. Stiamo soffrendo in questo momento un pochino le ristrettezze degli spazi, però siamo a buon punto per poterli ampliare e pertanto per il prossimo anno avremo delle grosse novità, grandi novità, buone novità, soprattutto in questo senso, perché altrimenti avevamo veramente delle grosse difficoltà a continuare questa espansione. Noi ormai siamo consolidati anche a livello nazionale, a livello anche di ministero. Per quanto riguarda i nostri 3 corsi, siamo considerati tra i migliori corsi da un punto di vista qualificante d'Italia. Alcuni dei nostri ragazzi hanno già raggiunto degli obiettivi straordinari con delle borse di studio a livello internazionale, andando a frequentare prestigiose accademie e scuole d'arte negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna, e pertanto tutto quello che noi abbiamo messo in piedi sta dando dei frutti e noi siamo molto orgogliosi di questo, ma soprattutto siamo molto orgogliosi dei ragazzi che vengono qui, che vengono ormai da tutta Italia, ma direi anche da tutto il mondo. Una piccola anticipazione anche a tutti coloro che verranno all'Open Day. Come si svolge la vita all'interno dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo? Com'è una giornata tipo? Dura, una giornata molto dura perché i ragazzi, soprattutto il primo anno, hanno molte ore di studio e molte ore di laboratorio, il secondo anno un po' meno, perché alcune materie vengono tolte, perché si incomincia a fare una scelta soprattutto per quanto riguarda la ricerca della tesi finale, e pertanto noi mandiamo i ragazzi sia in laboratorio che in stage fuori dall'accademia, che è la parte più importante, perché lì si capisce cosa vuole il mondo del lavoro, ma soprattutto cosa si intende fare con successo questo tipo di lavoro. E pertanto poi il terzo anno è l'anno della tesi e pertanto lì ci sono le verifiche, le ricerche con gli insegnanti. Noi per la verità che non ci sentano gli insegnanti, ma abbiamo insegnanti di primissimo piano e pertanto i ragazzi hanno la possibilità di avere un confronto continuo con loro, e questa è la parte migliore della nostra accademia. Prima di entrare anche a portarvi un po' nell'attività pratica dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo, volevo chiedere anche al direttore un messaggio per tutti coloro che verranno agli Open Day, ma anche per tutti coloro che vogliono scoprire questo mondo delle belle arti e venire proprio a visitare qui la struttura di Udine. Beh, noi quest'anno facciamo una cosa un po' particolare, perché abbiamo ingaggiato tutti gli insegnanti, anche molti degli allievi, per far vedere quello che si fa qui dentro, ma soprattutto quello che si realizza. Inoltre sabato pomeriggio avremo anche la possibilità di avere ospiti qui da noi, dei ragazzi dello IUSVE di Venezia e del Conservatorio di Musica di Vicenza, perché a settembre faremo una grandissima manifestazione all'interno della Loggia del Lionello, il 5 settembre, se non viene cambiata la data, perché una delle grandi sfide dell'arte, soprattutto in pittura, è quella della sinestesia. Musica e pittura, chi fa cosa, perché si fanno alcune cose
perché la musica riesce a dare colore e perché il colore può dare musica, e pertanto sabato pomeriggio avremo anche questa possibilità di avere questi ragazzi e questo nuovo format, che francamente è la prima volta che lo facciamo e speriamo che venga molto bene. Assolutamente, un'arte a 360 gradi. E allora diamo il via all'attività pratica, andiamo a scoprire come si svolge la vita anche all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Tiepolo. E siamo insieme ad Alessia ed Enea, loro sono prossimi alla laurea in Graphic Design per l'impresa, hanno preso parte anche a questo progetto ABA Lab e hanno avuto proprio l'onore a questo punto di creare anche i manifesti e seguire anche tutta la comunicazione di questo Open Day dell'Accademia di Belle Arti di Udine Tiepolo. Volete raccontarci intanto un po' questa esperienza, come è andata, come l'avete vissuta? Sì, allora, è stata sicuramente un'esperienza molto formativa che ci ha fatto crescere tantissimo e dobbiamo ringraziare tutti i docenti che ci hanno seguiti in questo percorso. Di fatto questo lab è una specie di simulatore di uno studio professionale, però con, diciamo, dei paletti comunque che ci aiutano a crescere e a autogestirci. E, insieme con altri ragazzi che oggi non sono presenti, siamo riusciti a realizzare in questi ultimi 2 o 3 mesi la campagna. È stata lunga, ma è stato anche molto divertente e molto soddisfacente vedere i risultati alla fine. Sappiamo che è importante anche lavorare in team in questi progetti e quindi anche andare un po' a coordinare tutte le conoscenze e tutto lo studio che c'è dietro a un progetto. Come è andato anche questo lavoro in team, Enea? Beh, sicuramente è andata molto bene, è difficile trovare persone con cui lavorare in sintonia, perché il lavoro di gruppo consiste comunque nel coordinare e gestire, mettere in d'accordo più teste. Quindi è importante avere sicuramente delle persone con molteplici punti di forza e la specializzazione quindi è fondamentale. Ho avuto per fortuna, ho avuto la fortuna di conoscere persone con il quale mi trovo a mio agio a lavorare, e quindi come nel caso di Alessia, Riccardo che non c'è in questo momento, Margherita e Michela anche che manca l'appello, e quindi avere persone anche con cui c'è un momento di condivisione professionale e anche comunque di interessi, ed è senz'altro un'esperienza che difficilmente avrei potuto trovare al di fuori dell'Accademia. Bene, un ottimo punto di partenza anche quindi per un futuro in questo campo. Volete raccontarci invece come avete scelto anche l'Accademia di Belle Arti di Udine? Noi sappiamo che voi siete di Trieste, quindi un passo avanti che voi avete fatto ormai 3 anni fa, quindi anche questo, come è stata proprio la scelta e come vi siete orientati anche in nel primo approccio qui in Accademia? Allora, partendo dal presupposto che a Trieste, non c'è questo tipo di offerta formativa, guardandomi un po' intorno ho scoperto questa accademia tramite altri studenti che l'hanno frequentata in passato e sicuramente sono rimasta molto colpita dall'offerta formativa, quindi le lezioni che vengono offerte, i docenti che vi insegnano, che sono tutti dei professionisti super in gamba, che ci seguono tantissimo e ci aiutano a crescere. L'accademia in sé quindi offre un sacco di possibilità anche a livello di tirocinio, di Erasmus, e in toto sono stata da subito molto convinta nel voler frequentare questa accademia qua. Ma qui all'Accademia di Belle Arti di Udine, essendoci un numero ristretto per anno, c'è un rapporto professionale più vicino, quindi si ha la sicurezza di essere sempre seguiti, non si è mai lasciati da soli, e i professori sono comunque persone tutte disponibili che cercano sempre di aiutare e far sì che ognuno di noi dia il nostro meglio. Bello, si pensa sempre al futuro. Io quindi ringrazio Alessia, ringrazio Enea per essere stati con noi, faccio un grande in bocca al lupo anche per questo ultimo anno. Abbiamo voluto racchiudere un po' anche le parole di quello che sarà l'Open Day che verrà presentato e quindi andiamo anche a scoprire come partecipare.
E allora anche in compagnia del vice direttore Claudio Papa diamo appuntamento a tutti coloro che vorranno visitare l'Accademia Tiepolo di Belle Arti qui a Udine a questo sabato proprio 14 maggio, un appuntamento veramente molto coinvolgente e importante. Speriamo di sì, ma soprattutto è l'appuntamento che riapre le porte all'Accademia dopo più di 2 anni, perché visto quello che è successo che tutti noi conosciamo, quindi dalle 14 alle 19 sabato prossimo 14 maggio l'Accademia di Belle Arti di Udine riapre le proprie porte per accogliere quelli che speriamo siano i futuri studenti della nostra Accademia. Sarà un momento anche divertente, perché non mostreremo soltanto tutte quelle che sono le capacità dell'Accademia, i corsi, i lavori fatti dai nostri ragazzi in questi 2-3 anni, ma ci sarà anche un anticipo di un progetto che, come ha detto il direttore, avverrà poi a settembre, che metterà insieme più esperienze, un coordinamento tra l'Accademia di Belle Arti e lo IUSV di Venezia, quindi ci sarà anche questo happening che metterà alla prova i ragazzi di pittura, quindi speriamo che sia anche un momento di arte pura, perché appunto ci sarà pittura, ci sarà musica e ci sarà tutto quello che l'Accademia è in grado di fare e offrire ai propri studenti. Si parla di arte a 360 gradi, quindi poi il bello di accogliere dei futuri studenti proprio accolti dagli studenti attuali, anche con tutte le preparazioni e le progettazioni che hanno fatto loro, è un appuntamento ancora più bello. Cercheremo di mostrarci al meglio, di far vedere le capacità della nostra Accademia, dei nostri ragazzi e di tutti i nostri docenti. Un saluto finale ancora anche dal vicepresidente Cristian Rizzi, che è qui con noi e che, con il quale vogliamo anche ricordarvi che se non riuscirete ad essere presenti agli Open Day, l'Accademia Tiepolo è sempre pronta comunque ad accogliervi e raccontarvi tutti i dettagli. Esattamente, buonasera a tutti. Chiaramente il mio invito è di venire a trovarci in presenza, perché il palinsesto è molto ricco. Si può avere la possibilità di parlare con i docenti, si può avere la possibilità di chiedere informazioni agli attuali studenti che frequentano i nostri corsi, quindi anche un rapporto diretto con i propri coetanei per capire quali sono le possibilità anche di uno sviluppo lavorativo futuro. Ma per tutti coloro che impegnati non potessero raggiungerci sabato pomeriggio, ricordo che la nostra segreteria è sempre disponibile alla mail segreteria@accademiatiepolo.it o sul nostro sito www.abaud.it. Per qualsiasi informazione è possibile prenotare anche un open day privato, mettiamola così, una visita dell'istituto privata, parlando con me o con tutti i direttori dei corsi, per ottenere qualsiasi informazione utile per superare ogni dubbio e comprendere se questo è il percorso artistico che fa per questi ragazzi. Benissimo, dettagli tecnici sempre molto importanti. Per me è stato un piacere essere partecipe di questo bel progetto oggi all'Accademia Tiepolo. Ora vado a controllare se anch'io sono adatta a immergermi nelle belle arti. Un saluto quindi dall'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine.